Allora, siamo con Teresa e volevo fare un video per tutti quei pazienti che hanno ritardato. Vi faccio vedere la mano di Teresa, non inquadro il viso perché Teresa sta iniziando tra un po' la chirurgia. Quello che blocca molti pazienti è la paura. Dover fare una chirurgia che sta sul viso, sul volto. E quindi parlavamo poco fa, mi diceva lei prima di entrare in sala operatoria che era tesa, diciamo così, un po' tesa. Io ho un modo di sdrammatizzare sempre, perché capisco molto bene questa emozione. L'unico modo, intanto, di non provare dolore, avere vicino tutti questi macchinari che permettono di fare il percorso tranquilli, serenità, ma è molto importante anche il lato psicologico. Bisogna ridurre quello che è il percorso che va fatto usando la lente di ingrandimento al contrario, invece che ingrandire, ridurlo. Quindi delle volte quando mi vedrete fare delle battute simpatiche, dai che andiamo al patibolo, dai che andiamo all'obitorio, ok, lo faccio per girare la lente di ingrandimento e quindi sminuire quello che alla fine è un momento che durerà poco, un'ora e mezza, due, addormentati, anestetizzati, ma dopo quello saranno 20 anni, 30 anni senza più quel problema. 2 anni, no di più, 20 anni, barattati per 2 ore in cui si dorme addormentati e ci si sveglia poi con tutto il lavoro fatto. È possibile fare il passo, ma dovete entrare in sala operatoria sul lettino, ok, non inquadro il viso, in maniera tranquilla e rilassata, sapendo che c'è tutta un'equipe che è pronta e preparata per fare questo tutti i giorni. Quindi una volta che voi siete nelle nostre mani, dovete stare tranquilli che c'è un gruppo che sa come gestire anche il lato psicologico il paziente. Okay. Rilassati, tra un po' dormirai, ti facciamo dormire e ti svegli con tutto fatto. Quindi un video questo di incoraggiamento a tutti i pazienti che delle volte si ammalano di più per via di questo blocco che è la paura. Molti hanno paura dell'aereo, molti della chirurgia, chi del dentista e delle volte le persone si condannano a dei gravi problemi per via di questo blocco. Sappiate che c'è il modo di superarlo con persone che usano, diciamo, la competenza ma fanno questo tutti i giorni.